ritrovati ad un altro appuntamento delle pillole del diritto della Scuola del Popolo. Oggi parleremo di alcune problematiche relative ad un istituto complesso quale la comunione ereditaria. La comunione ereditaria è la situazione di contitolarità del patrimonio ereditario che si instaura tra gli eredi che hanno accettato l'eredità prima che venga effettuata la divisione dei beni. La comunione ereditaria è una comunione ordinaria, come previsto dall'articolo 1100 e seguenti del Codice Civile, con la differenza che la contitolarità non ha ad oggetto solamente i diritti di proprietà, ma ogni diritto facente parte dell'asse ereditario, quindi crediti, debiti, eccetera. Oggi parleremo della divisione di beni immobili. Preliminarmente occorre precisare che il Codice Civile stabilisce quali sono gli eredi legittimi e le quote di loro spettanza in un ordine determinato dallo stesso Codice Civile. Detti soggetti sono il coniuge, discendenti, ovvero figli, nipoti, eccetera, ascendenti, ovvero genitori, nonni, collaterali, fratelli e sorelle, parenti, successivi e lo Stato. Infatti, qualora manchino tutti gli altri eredi, ultimo ad ereditare è lo Stato. Una domanda che sovente mi viene posta dai clienti è come procedere alla divisione quando nell'eredità vi è un bene immobile che non vi è accordo tra gli eredi circa l'assegnazione o la ripartizione. Infatti detti beni potrebbero non risultare facilmente divisibili. Facciamo un esempio: se il de cuius lascia in eredità una casa ai 3 figli ed alla moglie, a norma dell'articolo 581 del Codice Civile, alla moglie spetterà 1/3 della quota dell'immobile e dei figli la restante quota pari a 2/3 diviso 3, equivalente alla quota di 2 noni ciascuno. In caso di disaccordo, come si procederà? Soccorre l'articolo 720 Codice Civile che così dispone: devono preferibilmente essere compresi per intero, ovvero assegnati per intero con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi ha ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto. Ora spiego. Significa che il coniuge, in quanto titolare della quota maggiore in questo caso, 1/3, in sede giudiziale per la causa di divisione, potrà chiedere l'assegnazione della casa, però dovrà pagare l'eccedenza ai figli, altrimenti la casa verrà messa in vendita. Oppure, se i 3 figli sono tutti d'accordo, in quanto titolari insieme della maggior quota, pari a 2/3, potranno loro chiedere l'assegnazione e pagare l'eccedenza al genitore. Conseguentemente, il ricavato della vendita verrà ripartito tra i coeredi in base alla quota di loro spettanza, quindi se si ricava dalla vendita 90.000 euro, 1/3 spetterà al coniuge superstite pari ad euro 30.000 ed il resto verrà diviso tra i 3 figli, cioè euro 20.000 ciascuno. Un'altra domanda che mi viene proposta sovente è cosa si può fare quando in presenza di un immobile da vendere alcuni o uno solo degli eredi è indeciso se accettare o rinunciare all'eredità, tenendo conto che per legge gli stessi hanno la possibilità di accettare nell'arco di 10 anni a norma dell'articolo 480 Codice Civile. Cosa possono fare in questo caso gli altri eredi per sollecitare formalmente una risposta quando la diffida non ha avuto riscontro? Poiché si tratta di un lasso di tempo piuttosto lungo, quello stabilito dall'articolo 480 Codice Civile, soccorre l'articolo 481, che così dispone: chiunque vi interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accettare o rinunziare all'eredità. Trascorso questo termine, senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. Quindi, in seguito all'istanza presentata in tribunale, seguita dalla fissazione di un termine stabilito dal giudice entro il quale l'erede deve dare una risposta se accettare o meno l'eredità, l'inutile decorso del termine fissato determina il venir meno del diritto di accettare e pertanto il soggetto viene estromesso dall'eredità. Altra domanda che sovente mi viene posta dai clienti è se in caso di comunione ereditaria, qualora uno o più dei coeredi intenda vendere la propria quota, come si deve comportare. La soluzione viene data dall'articolo 732 che prevede: chi intenda alienare la propria quota o parte di essa ad un estraneo è tenuto a notificare la proposta di alienazione con indicazione del prezzo agli altri coeredi, i quali avranno diritto di prelazione.
Questo è il cosiddetto retratto successorio o diritto di prelazione. Conseguentemente, la proposta di alienazione deve essere trasmessa anche con raccomandata e ricevuta di ritorno con l'indicazione del valore del prezzo al quale si vuole vendere la propria quota, e gli eredi potranno esercitare il diritto di prelazione sulla quota ed acquistarla prima di altri acquirenti. Per oggi abbiamo finito. Grazie, buona giornata, ci vediamo al prossimo appuntamento.